Cari amici, ben ritrovati, siamo quest'oggi qui a Vazzola, siamo alla terza edizione di Fortaia in Parco e siamo con la neoeletta presidente, rieletta presidente della Proloco di Vazzola, Valentina Salamon. Tanto congratulazioni Valentina, raccontaci un attimino, vediamo alle nostre spalle tantissima gente che anche quest'anno ha partecipato. Esatto, allora alle nostre spalle ci sono le due scuole materne del comune, ce ne sarebbero 3 ma hanno partecipato solo in 2, ci sono i gruppi alpini, ci sono tanti gruppi, tante associazioni, c'è la nostra collega Proloco Vivi Mareno che di solito partecipa a tutte le nostre manifestazioni perché appunto come noi si mette in gioco. Quindi è stato fatto all'interno quest'anno causa maltempo e adesso purtroppo sta uscendo il sole in questo momento, quindi la maggior parte dell'attività è stata fatta all'interno della sala qui in Ma ci stiamo divertendo lo stesso? Senz'altro, poi comunque ci sono un sacco di bambini e quindi come novità quest'anno ha partecipato anche una coppia di ragazzine e da come ho capito sembra intanto la frittata insomma che i giudici stanno apprezzando già di più perché comunque è semplice. Adesso vediamo appunto il resto della gara come andrà a finire insomma. Abbiamo visto tra i giurati anche un componente dell'amministrazione pubblica del comune, quindi la Proloco sta andando nella via giusta, promozione del territorio in forza con tutte le altre associazioni e l'amministrazione. Certo, allora abbiamo il nostro assessore Paola Tonon che è l'assessore alla cultura e alla biblioteca, nonché mamma del nostro nuovo vicepresidente, insomma un ragazzo di 18-19 anni che abbiamo deciso di mettere come vicepresidente appunto per sponsorizzare quello che è Proloco, associazione anche al mondo dei più giovani rispetto alla nostra età, all'età del Consiglio. Con l'amministrazione comunale stiamo cercando di portare avanti delle attività culturali, prossimamente faremo una giornata ecologica, quindi insieme all'amministrazione comunale e stiamo lavorando con loro, che anche loro sono in scadenza il prossimo maggio, per fare attività che comunque sponsorizzino il territorio, come appunto la Proloco deve sponsorizzare il territorio, le associazioni devono lavorare per il territorio. E siamo in compagnia di Giordano Francescon che è il presidente del consorzio delle Proloco del Colignanese, qui in veste di giudice. Quante frittate hai assaggiato fino adesso? Ma io penso ancora anche agli anni scorsi perché è già il secondo anno perché sono giudice, ho ancora da digerire quelle dell'anno scorso per cui sarà un lungo percorso. Sono 16, per ora siamo arrivati a 5, gli sfidanti sono agguerriti e c'è un impegno sempre crescente edizione dopo edizione. La Proloco di Vazzola è, come tutte le altre Proloco del Colignanese, sempre in prima fila nella promozione del territorio. Un ruolo importante lo fa il consorzio. Sì, tra le altre Proloco appunto c'è questa coesione, quindi è nato questo consorzio in cui ci confrontiamo e facciamo eventi complementari, quindi si cerca di non fare mai concorrenza l'uno con l'altro, ma anzi integrare quella che è l'offerta al pubblico, ai turisti e a chi viene a visitare le nostre belle zone. Valentina, ti ho rubato al tuo lavoro, ti rilascio subito. Un'ultima cosa, il prossimo appuntamento per la Proloco? Allora, il prossimo appuntamento abbiamo il 26 di maggio che c'è la festa della famiglia con il nostro asilo qui di Vazzola, poi abbiamo il giugno vazzolese, la Sagra di San Giovanni dal 14 al 24 e poi abbiamo il nostro, il nostro evento di beneficenza, la nostra punta di diamante, chiamiamola così, che è dal 6 all'8 di settembre del Music for Life, che è una raccolta fondi appunto come già sai per l'AIL. Valentina, che dire, noi ti ringraziamo intanto dell'invito, ci appelliamo anche noi come hai fatto tu perché i volontari si avvicinino alle associazioni per la promozione del territorio. Ti lasciamo le tue frittate e ci vediamo la prossima volta. Grazie.